Intanto adesso invece invito il fratello Mario, che viene dal nord Italia, viene da Trieste, che ci vuole raccontare un'esperienza. Buon sabato, è un piacere essere in mezzo a voi e poter anche raccontare un po' della mia esperienza per quelli che si trovano qualche volta in difficoltà e si domandano: ma Gesù è vicino a me? Vorrei leggere prima in Isaia 1,18 fino a 20. Venite dunque e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora diventeranno come la lana. Se siete disposti ad obbedire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate sarete divorati dalla serpe, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. La mia esperienza è di circa 20 anni che l'ho vissuta, è un'esperienza non tanto bella, non è bella. Un amico, parlando della mia esperienza, mi ha detto: sai che la cocaina, che la pornografia è uguale come consumare la cocaina e non ci puoi uscire facilmente fuori? Io le ho detto: non so, non ho mai consumato la cocaina, ma so una cosa certa, che la pornografia ti porta a, come posso dire, ti stimola, non ti lascia in pace, non ti dà, è come un alcol, come la droga, dipendenza. E tante volte noi trascuriamo i nostri figli, pensiamo che va bene anche così, dai, cosa è peccato in questo, cosa è sbagliato in questo, ma parlo delle cose innocenti, non parlo di cose che parlo per me, che dico la mia esperienza della pornografia, ma sappiate che tutte le cose portano su una certa strada, se noi non siamo attenti come papà e mamma e come Chiesa. Nella mia vita vissuta dei 20 anni di pornografia è brutta, sempre dopo un po' di tempo che sono entrato ho sempre pregato Dio e ho detto, avevo rimorsi, non sapevo come fare ad uscire, sempre mi mettevo in ginocchio, qualche volta facevo preghiere e non pensavo che si alza più della soffitta, ma sempre ho avuto questo desiderio che Gesù può cambiare il mio cuore, e Gesù ce la fa, io non ce la faccio, ma lui ce la fa. Ma in questi anni trascorsi ero nella Chiesa, dopo 10 anni fa sono uscito fuori dalla Chiesa, perché pensavo che ho trovato una dottrina migliore. E andando, facendo altri 10 anni di esperienza fino a un anno fa, quasi, più di un anno quasi, ho capito che neanche la dottrina non mi risolve il mio problema. Il mio problema è Gesù che manca dal cuore. E quando ti rendi conto di questo, in questo periodo il diavolo mi ha suggerito di suicidarmi, non c'è più scampo, non puoi uscirne, qualsiasi cosa che fai non ti va bene, ti vedi un nulla nel mondo, anche in chiesa ti vedi un nessuno. Anche se davanti vieni e dici la preghiera, fai la predicazione, qualche volta leggi la lezione, canti, ma solo Dio conosce il nostro cuore. E ho puntato i diti contro la Chiesa, perché questo è sbagliato, questo non dovrebbe essere così, anche se era vero, ma chi sono io per giudicare gli altri? Io ero quello che ero. E fuori la Chiesa ha fatto il suo sbaglio, ma io ho fatto i miei sbagli, non dico di no. Ma fuori, uscendo dalla Chiesa, ho visto che anche fuori sempre gli stessi sbagli si fa, anche se si cambia la dottrina, sempre gli stessi. Siamo indifferenti uno dall'altro, non ci amiamo uno all'altro,
non importa se uno sbaglia, io sono ancora di più, che sono più forte di lui e gli faccio vedere chi sono io. Ma grazie a Dio questo l'ha risolto in questi 20 anni. Questi 20 anni che mi ha portato una moglie, comunque avevo la moglie e io avevo il mio mondo, mi ha portato bambini dove ho imparato da Emanuele, il più grande, il nome è venuto spontaneo e ho detto Dio è con me, non importa quello che accade, ma Dio è con me vicino. Poi è venuto Gabriel, che ancora di più mi ha dato da pensare, ho detto Dio è potente, mi ha dato il nome Gabriel. E l'ultimo è Samuel, che per me vuol dire misericordia, Dio perdona. È interessante che tutti i nomi finiscono in El. In ebraico El vuol dire Eli, Dio, fa riferimento a Dio. Non sono stati tutti scelti. I primi 2 nomi sono stati scelti da me, ma l'ultimo no è stato scelto dal bambino più grande. È interessante che finiscono tutti con El. Non ci ho fatto caso, ma per strada facendo ho detto guarda che Dio ha provveduto anche a questo. Dio mi ama. E grazie a Dio, come mi ha fatto uscire? A vedere le cose malvagie di cosa accade dietro tutto questo bello che ci sembra a noi che è bello. Mi ha fatto riflettere sul fatto che Gesù era sul monte e il Satana dice ma guarda, tutto è bello, guarda, tutto il mondo te lo do, prostati davanti a me. Ma Gesù ha visto oltre, ha visto la sofferenza, ha visto tutto il male che c'è nel mondo. Così Dio mi ha fatto vedere le donne che sono dietro questo, drogate, bambini struppati. Va bene, avete capito? E tutte le cose che accade di male. E così Dio mi ha fatto uscire fuori, veramente. E quando sono riuscito a uscirne fuori ho detto grazie a Dio che mi hai potuto liberare. Con questo vuol dire che non c'è peccato che Dio non può perdonare. E sempre avere il coraggio di venire davanti a Lui anche se vedi che non ti danno l'importanza a quelli di intorno. No? E ho capito da questo che quanto è importante quando io vado a parlare con un fratello sapere il suo cuore, cosa pensa, le sue lotte, le sue sofferenze, così io posso avvicinarmi a lui e parlargli di cosa ha bisogno. Ma ho detto che non io devo sapere Gesù e io posso seguire il lavoro più avanti di mandare il messaggio a quello che Gesù trasmette tramite ognuno di noi. Noi tante volte diciamo di predicare il Vangelo al mondo, sì è vero, ma sappiate che le persone leggono più, ci legge noi come un libro e se noi non siamo quelli che dobbiamo essere, possiamo parlare quanto vogliamo ma non ci ascolta nessuno. Che Dio ci aiuti ognuno di noi a pensare, ad aiutare se vedete che qualcuno cade e ad avere pazienza. Dio ha pazienza con ognuno e ha i suoi tempi, non li possiamo cambiare noi i tempi. Che Dio ci aiuti ognuno di noi a fare la sua volontà e amarci uni gli altri, perché Gesù Cristo ha detto questo, amatevi uni gli altri come io ho amato voi. Solo questo ci possa fare. Amen. Ringraziamo Mario. Non è facile raccontare un'esperienza come quella che ci ha raccontato lui, ma apprezzo il coraggio di averlo fatto. Io credo che noi al Signore possiamo portare i nostri cuori così come sono e Lui può cambiare profondamente le nostre vite. Però lavoriamo su noi stessi, anche il nostro motto è esaminiamo noi stessi, ed è un lavoro che va fatto. Allora, c'è un canto, Giuseppe c'è? Non c'è? Sì, ci sta? Ok. Poi dopo Giuseppe avremo un'esperienza esplosiva. E poi avremo un'esperienza da parte di John per concludere. Quindi ascoltiamo Giuseppe. Vuoi lodare il Signore?
Beh. Questa. No, abbasso il microfono, ti alzi tu. Vabbè, questa è la storia di un uomo. È la storia di un uomo che viene salvato. Ognuno ha le sue, Mario sa raccontare la sua, io posso raccontare la mia, ognuno ha le sue magagne. E quest'uomo qua penso che va alla magagna dell'alcol e Dio lo libera. No, la canzone parla più o meno di questo. Tanti la conosceranno. Speranza, dimmi la strada.